Poi si entra a messa e nessuno sa mai quello che si deve fare. Tutti guardavano mia nonna, che era l'unica che frequentava. Quando si muoveva mia nonna, ci muovevamo anche noi, tipo villaggio turistico. Quando mia nonna si alzava, ci alzavamo tutti. Quando si abbassava, ci abbassavamo. Mia nonna se ne andò in bagno, siamo andati tutti in bagno pure, no? Nessuno sa mai le preghiere e cerca di capire da quella accanto. Puntamente quella accanto non dice le preghiere, fa le super cazzole. Signore Sancio, Signore Sampo, Signore Sancio. Signore Sampo, Signore Sampo. Signore, a volte fanno pure Signore Sampo, Signore Sancio, ascoltaci, oh Signore. Che una volta Gesù gli ha detto: io ti ascolto, ma non si capisce niente. Mandami un WhatsApp, una cosa. L'unica cosa che puoi fare tu è emulare il suono di quello accanto. Quindi cominci a fare Signore Sampo, Signore Sampo. E quello accanto, Signore Sampo, Signore Sampo. Quando vedete quelli così non stanno recitando il Padre Nostro, stanno pensando: ma che minchia sto dicendo? Giunto, prendo il libretto e vedere qual era la preghiera era Signore Sampo, Signore Sampo, Signore. Proprio a quel punto Padre Mario si è arrabbiato, ha detto: basta, cos'è sta cosa a messa che venite, non sapete niente, non ho mai visto una cosa del genere in tutta la mia vita, ve lo giuro sul mio figlio il piccolo. Padre, Signore Sampo, Signore Sampo, cioè l'unica cosa che...